riteniamo molto importante e molto significativo anche, e confesso che va a recuperare una nostra carenza a partire dal sottoscritto. Io non sapevo chi era, nonostante la mia venerabile età, non sapevo chi era Evaristo Madeddu. Il partner organizzativo di questa iniziativa è il professor Gaspare Mura, che alzati un attimino, perché io naturalmente un caro veramente saluto a tutti i presenti, grazie per essere qui. In particolare ringrazio quelli della compagnia Evaristiani e Evaristiane che sono venuti da Cagliari, perché ci sono una ventina, credo, di persone, compresi i responsabili della compagnia, che sono venuti da Cagliari facendoci questo omaggio, diciamo. Noi siamo in particolare, ringrazio della compagnia evaristiana la responsabile della sezione donne evaristiane, Suor Margherita Piudu, ecco, se anche lei si alza. Gli autori dell'epistolario sono il professor Andrea Bobbio, dell'Università della Valle d'Aosta, pedagogista, e il professor Andrea Gheda, Paolo Gheda, scusa, abbiamo giocato la e poi un altro importante, diciamo, collaboratore a questa iniziativa è il nostro amico attore di Alghero, Alessandro Papa, che leggerà le lettere di questo epistolario. Figura importantissima di padre Evaristo Madeddu. Io dico padre perché forse non era padre, non era sacerdote, avrebbe dovuto esserlo, è stato un maestro, non era maestro, è stato un educatore, non era un educatore, è stato un pedagogista, era tante cose, ma soprattutto è stata una persona che veramente con un fervore e una vocazione spirituale intensa, e questo si capisce dalla lettura delle lettere, aveva questa grandissima vocazione e che ha dedicato tutta la sua vita ad un progetto. Questo progetto era, come dire, penso la conseguenza del suo credo benedettino: ora e te lavora, prega e lavora, perché lui non è stato uno spirituale che si è isolato, un eremita, cioè no, lui proprio si è calato dentro l'attività dell'uomo, e quindi ha creato un gruppo, ha creato delle case, delle scuole, asili, in assistenza e in solidarietà verso gli umili, verso gli ultimi, quindi orfani, bambini, disabili, malati, poveri, insomma. Quindi procediamo chiedo a Alessandro Palla di leggere una lettera. Ecco, in premessa a questa lettura, una lettura veloce, devo dire che avete notato che uno dei capisaldi di questa della compagnia evaristiana è stata la moglie di Evaristo Madeddu, Beniamina Pietta. Insieme hanno realizzato, e quindi poi magari ce ne parleranno meglio. Ecco, Alessandro. Carissima Beniamina, Gesù volle che sin dalla tenera età tu fosti martirizzata da tante malattie e soffristi anche la cecità con gli spasimi più atroci. Il Signore volle che dopo tante sofferenze dell'infanzia tu conoscessi un uomo che mai ti sei sognata di avere, essendo la tua volontà avversa. Il Signore Gesù volle che tu fossi sola come fu Maria ai piedi della croce del suo figliolo. Il Signore, non contento ancora di tanto che vi ha fatti soffrire, volle nel suo disegno infinito aprire una via per ricompensa del passato soffrire, affinché tu fossi ricompensata.
Quella via che Gesù ti ha aperto non è di egoismo, ma di altruismo. Deporre tutto quanto avevi di patrimonio, i tuoi vestiti, te stessa, per vestire gli altri, i poverelli di Gesù Cristo, ad imitazione del poverello di Nazareth. Ma la via misteriosa non è un ristoro al corpo martoriato, ma una pena che si aumenta ogni giorno per renderti più somigliante al crocifisso. Sin oggi il dolore, gli spasimi, la tortura non sono mancati, perché tu, posti per scelta a cooperare nella vigna del Signore, e per dono prezioso ricevere dolori che le anime perfette hanno superato con la fede, con l'umiltà di loro stessi. I giorni oramai sono trascorsi, la vita che ci resta è breve, e l'ora che scoccherà il momento supremo verrà per abbandonare questa terra di dolori, questa vita di pianto, questo periodo di prova. Quindi occorre un grido possente dell'anima nostra al cospetto di Dio, affinché Egli ci conceda l'ultima mercede che ha concesso ai giusti. Tuo per sempre nel cuore di Gesù, Evaristo. Rua Maggiore, 25 novembre 1933. Allora, un saluto a tutti cordiale che avete scritto e scelto di partecipare all'odierna cerimonia di presentazione all'epistolario del nostro venerato fondatore padre Evaristo Madeddu e madre Carmelina Pirella. Non posso nascondere questa gioia e allo stesso tempo la trepidazione che ci ha pervaso nella preparazione di questo evento. Ci siamo preparati a questo viaggio per essere qui a Roma, superando tutte le difficoltà organizzative che si devono affrontare per chi proviene dalla nostra Nuova Sardegna. Ma la preparazione più bella e più importante è stata quella di venire a Roma per far conoscere la figura di due personalità salve ai salvi residenti in questa città di Roma, culla della nostra cristianità. Ci veniva spesso padre Evaristo per Roma, è bello che ricordi nell'Evangelista. Innanzitutto un sentito ringraziamento al Gremio dei Sardi, nella persona del presidente Dottore Antonio Maria dei membri evaristiani presenti oggi in questa sala hanno conosciuto in vita i nostri fondatori e possiamo testimoniare che essi sono passati in punta di piedi e con grande umiltà hanno servito l'amata e amato l'umanità bisognosa e sofferente, spargendo a larghe mani le grazie che il Signore ha loro concesso. Invito perciò a leggere queste pagine per rifocillarsi spiritualmente, per meglio affrontare le difficoltà della vita e la vita. Grazie a tutti. Nella celebrazione della Cattedrale di Oristano per la consegna delle Costituzioni con le quali istituivo la Compagnia degli Evaristiani come società di vita apostolica di diritto diocesano, ho definito Evaristo Madeddu un profeta senza copiare, perché non ha pubblicato grandi opere di teologia o di spiritualità, ma ha scritto solo delle lettere contenute nel voluminoso epistolario curato dai professori Andrea Bobbio e Paolo Ghiera, che viene presentato questa sera, questa prestigiosa sala o sede del Gremio dei Sardi, per gentile concessione del presidente dottor Antonio Maria Lasari. Cosa ho voluto dire con questa definizione? Ho voluto dire che per quanto riguarda il ruolo del fedele laico nella Chiesa e nella società, il Madeddu ha anticipato in dialetto profetico ciò che il Concilio Vaticano II ha scritto in linguaggio teologico. Il laico, secondo la Lumen Gentium, incorporato a Cristo con il battesimo, reso partecipe dell'ufficio sacerdotale, profetico e legale di Cristo, compie la missione propria di tutto il popolo cristiano.
Il marito è un laico, non un religioso, perché non ha potuto realizzare la sua vocazione alla vita consacrata, ha in qualche modo anticipato profeticamente la promozione conciliare del ruolo del laico cristiano nella Chiesa e nella società, fondando una originale società di vita apostolica. Ma allora il copyright di profezia al marito glielo dovrebbe dare il sinodo dei vescovi che si sta celebrando in Vaticano sulla natura sinodale della Chiesa, nel quale su 464 partecipanti 365 sono i membri con diritto di voto, tra cui 54 donne sulle 85 donne partecipanti. Per la prima volta, nonostante rimanga il nome ufficiale di sinodo dei vescovi, i laici, uomini e donne, hanno diritto di parola e di voto. Non so se il Madeddu sapesse la distinzione tra concilio, sinodo, collegialità, e fosse consapevole di quello che significava per la natura della Chiesa la sua attività e la sua fondazione. E gli ha scritto con le parole del cuore quello che i padri sinodali oggi ripetono con le parole della teologia. Una lettura attenta del suo epistolario, infatti, riscontra nel semplice vocabolario della pietà popolare la centralità del fedele laico che vive la sua vocazione di battezzato nella partecipazione alla missione evangelizzatrice della Chiesa. La sua è stata una teologia della vita, declinata con la fatica del lavoro quotidiano e l'umiltà dell'obbedienza ai cristiani. Ha dimostrato che il catechismo della fede ha più bisogno di testimoni credibili per dignità e passione che di predicatori vuoti di dottrina e pieni di retorica. Condivido con Monsignor Tonino Capizzoso l'affermazione che Evarista Madeddu è uno dei pochi fondatori laici italiani che merita di essere ricordato ed apprezzato per il ruolo innovatore in seno alla vita della Chiesa e della società della Sardegna dell'Ottocento, nonché per l'opera educativa a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, soprattutto povera e svantaggiata. Il suo nome rimane nel ricordo di gratitudine di migliaia di orfani e disabili, i quali hanno trovato affetto e rifugio in una famiglia religiosa composta da persone sommamente caritatevoli. La sua opera di carità e solidarietà non è correlata da scritti di teologia, ma sicuramente risponde al discernimento spirituale di Sant'Ignazio di Antiochia, secondo il quale è meglio essere cristiani senza dirlo che dirlo senza esserlo. In effetti, Evaristo Madeddu è stato un cristiano trasparente, perché ha contrassegnato la sua testimonianza personale e la sua opera religiosa con il simbolo cristiano per eccellenza, l'amore per i poveri, quello che garantisce dignità ad ogni uomo e donna creati a immagine di Dio. Come tutti i fondatori, poi, ha passato l'esame di fedeltà e obbedienza da parte della gerarchia, sempre prudente nel discernere la profezia dei fondatori dalle fantasie dei leggenti. Concludo il mio saluto ricordando che l'esempio di Evaristo Madeddu rimane sempre vivo nella nobile missione della Compagnia del Sacro Cuore delle Evaristiane e degli Evaristiani, che aprono la porta della loro comunità di giorno e di notte per accogliere le persone umili, bisognose di essere difese nella loro dignità. La sua memoria sia per noi benedizione. Grazie per la sua. Buongiorno a tutti. Siamo lieti di essere oggi a Roma presso la sede istituzionale del Gremio dei Sardi, che gentilmente ci ospita per parlare dell'epistolario di Evaristo Madeddu. Si parlerà di una personalità sarda vissuta nel secolo scorso, sconosciuta a molti dei presenti.
Sarà compito dei relatori illustrarci diversi aspetti che compongono la poliedrica personalità di Evaristo, laico, fondatore, con la madre Beniamina Pireda, di una comunità religiosa composta dal ramo maschile e dal ramo femminile, conosciuti più comunemente come evaristiani ed evaristiane. A noi suoi seguaci spetta ora il compito di promuovere l'operato e la spiritualità dei nostri fondatori, vissuti nel nascondimento, come si dice, lontano dai riflettori, per attendere alle necessità del prossimo, sia dal lato umano che da quello spirituale. La comunità evaristiana organizza con questa di oggi a Roma la terza presentazione dell'epistolario, dopo quella del 17 aprile 2023 in Oristano e la prima a Cagliari il 26 novembre 2022. Per noi rimane indelebile il ricordo che i fondatori ci hanno lasciato, insegnandoci come vivere in modo evangelico l'esistenza terrena. E di questo ne saremo eternamente grati, promettendogli di essere, pur con tutti i nostri limiti, fedeli testimoni al loro carisma. Per diverse ragioni, solo negli ultimi anni la comunità evaristiana ha iniziato a promuovere la figura di Evaristo e Beniamina, quasi realizzando quanto lo stesso Evaristo predisse scrivendo a giovani Gino Murgia nel 1924: di me molto si parlerà dopo la mia morte. Per meglio inquadrare lo scopo della comunità evaristiana e la figura del suo fondatore, trovo appropriato riportare un passaggio della lettera inviata ai confratelli evaristiani nel 1931. Qual è lo scopo della nostra comunità, se non la salvezza dell'individuo? La comunità è un mezzo, non un fine a se stesso. Dio vuole anime e null'altro. E rivolgendosi agli stessi confratelli, sempre nel 31, voi siete i miei figli, o confratelli, essendo i figli del Sacro Cuore di Gesù. Gesù mi ha fatto vostro Padre, e se amate me e ubbidite alla mia umile parola, amate e ubbidite al Signore. Anche a voi sardi della capitale chiediamo di promuovere le figure dei nostri fondatori attraverso i vostri convegni e in tutte le occasioni favorevoli. Siamo del parere che il vostro impegno sinora ha contribuito a far conoscere a molti tanti personaggi della nostra terra che hanno segnato la storia della Sardegna, dell'Italia e di varie importanti istituzioni. Vorrei dirvi con semplicità che Beniamina Pireda ed Evaristo Madeddu ben meritano di essere annoverati tra i sardi illustri. Anche per questo del cielo vi benedicono. Regalo a Tenughetto, 25 novembre 1935. Lettera a tutti i confratelli in ringraziamento degli auguri fattigli per il suo onomastico. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia sempre con noi. La sua lettera di auguri per il mio compleanno mi ha commosso per la fede sentita che in essa manifesta. Così pure ho sommamente gradita la lettera dei confratelli tutti, ognuno dei quali ha palesato il suo cuore, i suoi sentimenti. Beati coloro che vedono con gli occhi dello Spirito, perché essi vedranno alla fine Dio nella sua gloria. Se la fatica castiga il corpo, se l'aridità e la rinuncia danno talvolta delle angustie, se l'amor proprio è frustrato, occorre non disanimarsi. Il Signore non tratta forse così le anime forti, i suoi figli buoni? Noi ci siamo riuniti in comunità unicamente per rinnovellare le nostre anime nell'esercizio del sacrificio e delle virtù cristiane, la cui pratica diventa ahimè sempre più rara nel mondo. Perché ci siamo fatti poverelli? Perché abbiamo rinunciato alla libertà illusoria che promette il mondo? Perché abbiamo impreso a custodire il sublime fiore della purità? Forse che noi saremo eternamente poveri, eternamente affaticati e pieni di affanni? No, noi siamo in attesa del nostro giorno. Attendere.
Sapere attendere, ecco il segreto dei forti. L'alba radiosa dell'eterno giorno non è lontana, la vita è breve. Intanto una ferma speranza ci conforti. Da esse trarremo tesori di energia, fermezza di propositi e la santa perseveranza. 1890, 25 novembre, nasce a Villa Puzzu, Cagliari, da Vincenzo e Angelina Corona. 1911 conosce Beniamina Piretta da Mandas, del fu Tommaso di Villacidro e di Ghiani Teresa da Cagliari. 1911, 26 agosto, matrimonio civile. 1913, apertura studentato Cagliari, corso Vittorio Emanuele. 1917, 19 novembre, matrimonio religioso celebrato da padre Massimo da Pavillonis. 1925, giugno, inizia la comunità Mandas. 1926, Beniamina Piretta, coadiuvata da Peppina Cadettu, Anna Maria Marchi e Teresa Vidili, dà inizio al ramo femminile. 1930, 30 giugno, nasce a Cagliari una comunità presso la sede della confraternita di San Giovanni. 1931, 8 dicembre, nasce un'altra comunità in Donigala, Siurgus. 1932, agosto, nasce un'altra succursale a Guamaggiore. 8 dicembre, una seconda casa a Cagliari, San Rocco. 1934, 8 febbraio, nasce una terza comunità a Cagliari. 1934, febbraio, sorge la comunità Donigala Fenughettu, in regione Santa Petronilla, frazione di Oristano, che diventa la casa madre. 1934, 12 novembre, visita di padre Manzella alla comunità di Donigala Fenughettu. 1935, 28 gennaio, Evaristo scrive la sua biografia su richiesta di Monsignor Giorgio Maria del Rio, arcivescovo di Oristano. 1935, maggio, il ramo femminile apre una comunità a Baratini San Pietro. Baratini. 1935, 7 settembre, apre una comunità a San Gavino Monreale. 1937, 27 agosto, inizia il servizio educativo a Baulari. 1937, novembre, inizia la comunità del Tancato di Serramanna. 1937-39, nuova casa Ozieri. 1944, riconoscimento della Compagnia del Sacro Cuore come opera diocesana da parte dei vescovi di Cagliari, Oristano ed Ales. 1956, 11 settembre, muore madre Beniamina Piretta a 87 anni. 1957, inaugurazione della colonia marina di Puzzuino. 1958, 24 settembre, elezione in pia associazione della Compagnia delle Figlie del Sacro Cuore. 1965, costituzione della Compagnia del Sacro Cuore in società laicale di uomini viventi in comune, sine votis. 1966, 6 aprile, muore a Cagliari Evaristo Madeddu. 2011, 26 ottobre, consegna delle costituzioni alla Compagnia del Sacro Cuore evaristiane, scusate, spero di leggere bene perché ha aggiunto allo studio, di Monsignor Ignazio Santo. Una prima sensazione nella lettura delle lettere e degli scritti è che Evaristo Madeddu è attratto dai poveri. Se si dovesse sintetizzare, mi sembra che dalla sua scrittura questo è il messaggio essenziale. Tutta la sua vita è una ricerca per rispondere alla scelta fondamentale di chi ha bisogno. Nel cammino di umanizzazione, in una continua lotta spirituale, trova nella roccia di cui parla il Vangelo la piena realizzazione. Le lettere sono la fatica di scavare nella profondità dell'animo umano, ma nella roccia di Refidim trova l'acqua per il suo popolo in cammino nel deserto della sua terra, così come Mosè l'ha trovata per
cammino nel Sinai, ecco così, Evaristo trova in una roccia, che è il fondamento del Vangelo, il cammino nel deserto della sua terra. Infine, conoscitore dell'umanità, capace di consigliare e anche di essere diretto nei suggerimenti, con proposte non spiritualiste e mai banali. Evaristo percepisce la sofferenza dominata dalle emozioni, espressioni del cuore di chi lo interpella. Egli riceve parole e subisce pressioni e paziente descrive l'amore di Gesù, la sua grazia e il suo sacrificio. Parla della cura di Dio e usa verbi semplici e concreti. Dio accompagnerà, Dio solleverà, Dio mostrerà. Oppure nel 1923, quando scrive a Vincenzo Schivo un rapporto travagliato, vuole condurlo nell'amore a considerare l'azione di Dio. Possiamo riscontrare la figura di un uomo serio, ma non superbo, con parole chiare e comprensibili che non lasciano margini di interpretazioni equivoche. Nello scambio epistolare non si trovano giudizi. Anche 40 anni dopo, come nell'ultima lettera che scrive appunto a Schivo nel 1960, ricerca il dialogo anche quando con forti affermazioni scrive amico, come tu ti ostini a chiamarmi, io che non ho più fiducia in te. E con un chiaro modo di rapportarsi. Proprio la sua grande fede è il tratto distintivo che lo guida nelle varie vicende che si trova ad affrontare. Consapevole che anche le situazioni più complesse o dove il male sembra prevalere, resta consapevole che nulla può sulla bontà, sulla verità e sulla giustizia. Buonasera a tutti. Ho provato a fare un lavoro con un certo metodo, diciamo, ci abbiamo provato naturalmente. La prima cosa è stata quella di fare una ricognizione di tutta la letteratura disponibile, quindi tutte le cose che erano già state scritte su Evaristo. E da questa analisi, e cominciando però già anche un po' a entrare nelle carte di Evaristo, abbiamo scritto il primo nostro lavoro che era dedicato alla compagnia del Sacro Cuore, ed era però, come dire, una sorta di incipit, un lavoro di apertura di una ricerca. Dopodiché ci siamo concentrati su un lavoro che in realtà, più che doversi a noi, si deve al successore di Padre Evaristo, Ambrogio Piluto, che è il primo fratello dei fratelli, il primo dei fratelli Piluto, che aveva raccolto tutti i discorsi di Evaristo, perché Evaristo, tornando alla sua dimensione sociale, teneva dei discorsi alla sua comunità, laici, consacrati, chiunque. E questi discorsi in qualche modo si riallacciano fortemente con l'epistolario che voi potrete leggere in queste pagine. Diciamo che li formalizzava e nella sua caratteristica oratoria li accompagnava addirittura con una maggiore espressività, ma i temi erano poi sempre quelli, cioè la spiritualità da una parte, però la società, i poveri, l'aiuto, un uomo che, voglio dire, poteva muoversi anche da dentro del movimento cattolico ma anche da fuori, aveva un dialogo anche con qualsiasi parte politica pur di arrivare alla fine a dare un beneficio alla sua società e alle sue povertà, quindi non aveva degli schematismi troppo rigidi, era aperto anche se indubbiamente doveva fronteggiare tante difficoltà, un fronte interno che c'è sempre, questi fondatori che trovano difficoltà, l'ha ricordato il dottor Soana prima, anche la calunnia interna, e poi le difficoltà esterne, la Chiesa che faceva fatica a riconoscerlo, anche se forse i pastori più illuminati, è stato citato Padre Mazzella, lo capì subito, a quest'uomo non manca altro che la messa, disse, no? Quindi era chiaro il discorso, però alcuni vescovi, anche autorevolissimi, facevano fatica a inquadrarlo. Dire a questo punto, a conclusione di questi tanti anni di lavoro, insomma, un grazie particolare ad Andrea, perché quello che abbiamo provato a fare insieme è anche un qualcosa che va detto metodologicamente un po' particolare,
E naturalmente io faccio il contemporaneista e ho i miei lavori, adesso sto lavorando sul Sudafrica, su tanti altri aspetti, però questa piccola fetta della mia attività scientifica è stata anche un pochino una prova, un'esperienza, come dire, di condivisione metodologica e multidisciplinare, che credo che tutto sommato nella nostra vita di studiosi non faccia neanche troppo male. Però tutto nasce da Madeddu, non da me o da Andrea, nasce dal fatto che questa figura, quando io la conobbi nel 2005, forse neanche 6 perché ci avevamo incontrato al tempio, mi ricordo con Marco Pilugo, ho capito subito che era una figura che si poteva approcciare soltanto con un almeno duplice interesse, uno storico ma anche uno pedagogico, perché alla fine, come dirà dopo Andrea, la dimensione pedagogica è una dimensione fortissima nell'impegno, arriverei a dire quasi politico di Madeddu, politico-sociale sicuramente. E quello che abbiamo provato a fare è una cosa un pochino speciale, cioè provare a dialogare tra due discipline che tendenzialmente ne hanno una e mezzo. Io sono un contemporaneista, Andrea è un pedagogista, abbiamo la fortuna di condividere l'esperienza di lavoro nell'Università della Valle d'Aosta, altra regione autonomista, ma in mezzo ci sarebbe stata la storia della pedagogia. Invece noi abbiamo pensato che una figura come questa si sarebbe giovata molto da uno studio, da una lente di studio, oserei dire, che approcciava il personaggio dal punto di vista storico, che vuol dire biografico, contestuale, politico e sociale. E ripeto, Madeddu da questo punto di vista per me non è solo e tanto un uomo di chiesa, è un uomo sociale, della società intera sarà. E di questo tra l'altro ho parlato recentemente al convegno della Sisto Cagliari con i miei colleghi, anche quelli che appunto lavorano presso quell'università. E dall'altra parte, quindi c'è questo aspetto sicuramente, dall'altra parte era necessario proprio fare uno scandaglio di carattere propriamente pedagogico, proprio perché questa è una delle dimensioni principali di Madeddu. E attenzione, quando diciamo pedagogia non ti voglio rubare il mestiere, mi taccio subito, però questa cosa ci tenevo a dirla. Non intendiamo semplicemente l'approccio educativo nel senso scolastico, ma la pedagogia di Madeddu, l'abbiamo sentita prima da padre Soana, è una pedagogia per tutti, cioè l'insegnamento, come dire, del credente sicuramente, del credente, non possiamo dire, ma rivolto a tutti, anche ai non credenti, a tutti, in vista appunto di, come dire, una visione del mondo diversa, ecologica, potrei dire, e votata alla bellezza, e con questo più. Tanto grazie per questa occasione, grazie per le parole che sono state dette prima. Probabilmente mi rimane veramente molto poco, tolto le cose che ha detto Vittorio, tolto le cose che ha detto Paolo, non c'è rimasto più molto. A me piace, come dire, ripartire dagli elementi che ha portato Paolo in questo momento, il professor Gheda. Intanto è un lavoro che è stato reso possibile da sguardi, come dire, teoreticamente puri e da amicizia, perché un lavoro così lungo per 10 anni non si sarebbe potuto fare se non ci fosse stata questa, come dire, vicinanza di sguardi e di tensione. Ecco. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento che mi sembra che spaia un pochino da tutte queste suggestioni è il fatto che il pensiero pedagogico di Madeddu è un pensiero implicito, non è un pensiero che si ricava da un qualche richiamo teoretico a qualche teoria, a qualche studio, a qualche... No, se noi leggiamo il lavoro del Madeddu dobbiamo interpretare e dobbiamo interpretarlo alla luce di un retroterra teorico-culturale che non si trova. La concezione della famiglia del Madeddu, pur ancorata ai crismi cardine della tradizione della pedagogia cattolica, presenta motivi di originalità particolari che risaltano per assonanza e similitudine con il pensiero del conterraneo Antonio Gramsci. Quest'ultimo, infatti, proprio in quegli anni 18, scriveva cose molto simili, perlomeno sul piano dell'analisi dei condizionamenti che gravavano sulla famiglia e sulla sua funzione in seno all'intera società. Il termine egoismo costituisce il trait d'union delle
crescita della persona. Quindi una struttura sovrabiologica dotata di un suo autonomo statuto morale, ma anche un luogo di potenziale irretimento nelle logiche robuste di un mondo piccolo ed autoreferenziale. Allora ho cercato di prendere alcuni stralci e di metterli in confronto. Ma dentro la famiglia è culla dominato, in cui i padri e le madri allevano i loro piccoli, li difendono, li educano al proprio livello morale e culturale. Sempre i padri hanno fatto così. Dinanzi al nato cessa l'egoismo vero e proprio, quello che intercede tra uomo e uomo, per cui nulla ti do se non dai. La prole è considerata parte di chi l'ha generata ed è compresa quindi nel suo egoismo. Ma bene. Questa è un'affermazione che in qualche modo è stata ripresa da Jonas nella sua etica della responsabilità. Uguale. In linea con le asserzioni di Evaristo Madeddu è anche il pensiero di Antonio Gramsci, che sostiene: la famiglia è essenzialmente un organismo morale. È il primo nucleo sociale che supera l'individuo, che impone all'individuo obblighi e responsabilità. Constatata la funzione insurrogabile dell'istituzione, i due concordano anche nel rilevare le degenerazioni materialistiche cui era esposta la famiglia di allora e ne minavano l'autorità pedagogica di rilievo formativo. Per l'idea di famiglia, perché nel modello evaristiano noi abbiamo l'archetipo del maschile e del femminile, che coesistono in che cosa? Nella pratica della carità verso i poveri, verso gli ultimi, verso i più bisognosi, ma anche e soprattutto verso gli orfani, coloro che non hanno potuto, giovarsi di una paternità e di una maternità riconosciuta. Allora vediamo che ci sono, dei tratti di attualità del pensiero di Madeddu, dei tratti di assonanza con pensatori di altra natura, ma che, come lui, avevano aspirato ad una radicalità profonda del loro pensiero e anche della loro moralità intrinseca. Grazie. Io ho sentito molte belle cose oggi, ho imparato molto, però vorrei portare il discorso su quello che mi ha colpito di più di Madeddu, cioè la sua spiritualità. Il discorso sulla spiritualità è molto importante. Si può fare un discorso culturale, psicologico, giuridico, politico, ha molti effetti quest'uomo. Però una cosa che ho scoperto, ho cercato di scoprire, è la sua affinità con la spiritualità di un altro grande autore che è stato santificato l'anno scorso dal Papa, che è Charles de Foucault. E l'anno scorso ho scritto un libro su Charles de Foucault in occasione di questa celebrazione. Perché? Perché ci sono due affinità con la spiritualità di Charles de Foucault: l'attenzione agli ultimi della terra e poi il lavoro come strumento di santificazione dell'uomo del battezzato, soprattutto del laico. Il lavoro è strumento. E gli ultimi e il lavoro cosa portano al centro della spiritualità di Charles de Foucault? E secondo me di Madeddu portano al centro Nazareth. Nazareth è il luogo della bottega di Nazareth dove Gesù ha lavorato fino a 30 anni insieme a San Giuseppe. Volevo leggere alcune cose di Charles de Foucault, che nella ricerca dell'ultimo posto trovò Nazareth. Nel suo pellegrinaggio in Terra Santa egli non si sentì chiamato a seguire Gesù nella vita pubblica. Nazareth invece lo scosse fin dalle più remote pieghe del cuore. Ora egli intendeva seguire Gesù nel silenzio, nella povertà e nel lavoro. In quei luoghi, nella meditazione vitale sulla persona di Gesù, si apriva una nuova via per la Chiesa. Ecco, per me c'è un'affinità tra la vita di lavoro, di silenzio, anche perché sì, ci sono queste lettere che apparentemente lo portano come una vita pubblica. In realtà quello che ho scoperto nell'epistolario è una intimità di rapporti con le persone, l'attenzione agli ultimi, ai poveri, ai più bisognosi, che mi ha molto colpito. Cioè e fu qui che si scoprì il significato che per la Chiesa riveste la povertà. Ecco, Madeddu ama la povertà. L'ho sentito anche nelle lettere che abbiamo letto, no? La povertà, e la povertà interiore e la povertà esteriore, l'amore della povertà.
Questa è una cosa che per la spiritualità del laicato è molto importante. Nazareth è un messaggio permanente per la Chiesa e la Chiesa può iniziare di continuo solo da qui può riprendere. Essa non riuscirà a dare una risposta corretta a chi nel nostro secolo si ribella al potere della ricchezza fin quando non vivrà in se stessa la realtà di Nazareth. Non sono le rivolte sociali, le ribellioni, le contestazioni economiche che fanno i partiti politici, no. Bisogna dare la testimonianza dell'amore, della povertà, dell'amore del servizio, del saper vivere nella propria vita come laici la spiritualità di Nazareth. Ed ecco la seconda cosa con cui volevo concludere, che mi ha colpito è che lui ha anticipato la spiritualità dei laici del Concilio Vaticano II, e mi ero preso alcuni appunti tratti dalla bellissima Costituzione pastorale di la Christi Fideles Laici di Giovanni Paolo II. Perché? Perché la Christi Fideles Laici, pubblicata nell'88 da Giovanni Paolo II, in realtà dà la sintesi, la Chiesa che recepisce l'importanza di questa spiritualità del laicato fondata sulla povertà, sull'amore di Nazareth, sul lavoro come strumento di santificazione e strumento di servizio per l'umanità e per i fratelli. Il lavoro. Nazareth come il luogo del... E qui questa è una cosa molto importante, perché qualsiasi lavoro, l'ha detto l'altro giorno il Papa Francesco, l'ho sentito illuminare nell'Angelus, lui citava, mi pare, San Francesco di Sales sulla Diomina, in cui dice, San Francesco di Sales diceva, guardate che qualsiasi lavoro porta alla santificazione. Lui diceva addirittura il lavoro dei militari, pensate un po' come si può vedere, perché il lavoro è inteso come servizio, è strumento di santificazione, se è fatto per servizio e per amore all'umanità. Questo concetto del lavoro. E poi tre cose che la Christi Fideles Laici, secondo me, sviluppa molte cose che erano già implicite nella spiritualità del Magherio. Tra l'altro, questo senso che i laici sono non soltanto servitori, ma hanno i tre doni, il carattere profetico, sacerdotale e regale. Cioè questo l'ha sviluppato Giovanni Paolo II, l'ha sviluppato la Chiesa postconciliare. Cioè che il laico non è un servitore della Chiesa, e anche lui con il battesimo ha i tre doni del carattere sacerdotale, profetico e regale, che li svolge in maniera diversa dai sacerdoti ordinari, religiosi, ma li ha il laico. Ecco, in Magherio ho trovato questa consapevolezza di un laicato cosciente di se stesso, che prende coscienza di ciò che il laico battezzato, quando vive questi tre doni che gli ha dato il Signore con il battesimo, in sé. E questa cosa, a mio avviso, è l'unità nel bene e nel male. E infine l'aspetto regale, l'ufficio regale del laico, vivere mediante il combattimento spirituale, mediante il dono di sé per servire, cito sempre per la Christi Fideles Laici, per servire nella carità e nella giustizia Gesù stesso presente in tutti i suoi fratelli, soprattutto nei più piccoli e nei più poveri. Ecco, questo è stata una caratteristica, secondo me, anticipatrice che ha fatto il Magherio di quello che è stata la spiritualità sviluppata nella Chiesa, nella teologia della spiritualità della Chiesa, col Concilio Vaticano II e con Giovanni Paolo II. Grazie e scusate.